Dal 1° gennaio partirà un nuovo servizio di raccolta rifiuti a Nove, ma nella distribuzione dei contenitori qualcosa non ha funzionato. Lunedì mattina, infatti, nonostante la prenotazione e l'indicazione dell'orario, molti cittadini si sono ritrovati in coda, al freddo e col rischio, specie per gli anziani, di ammalarsi. Il sindaco si prende la responsabilità dell'accaduto e difende ETRA, l'ente incaricato della raccolta. Ci scusiamo, ci è dispiaciuto per l'inconveniente di ieri mattina, per la coda che si è creata. Ci sono state delle posizioni date da una banca dati scorretta che abbiamo trasmesso ad ETRA che hanno comportato un aumento dei tempi per la consegna e per la firma, insomma, della ricezione dei nuovi bidoni. Un disagio che il sindaco afferma essere stato risolto in breve tempo. Colgo l'occasione per ringraziare ETRA per il lavoro che sta facendo. Già più del 50% dei bidoni sono stati consegnati alle famiglie. Di nuovo le scuse per chi ha atteso ieri mattina. L'amministrazione intanto, per quanto riguarda l'isola ecologica aperta 24 ore su 24, invita i cittadini a rispettare le regole. Colgo l'occasione, se possibile, per raccomandare un utilizzo dell'H24 che sia decoroso e rispettoso delle regole. Ieri tanti cittadini hanno contestato anche questo, l'inciviltà da parte di altri che stanno abbandonando i rifiuti nell'area H24. Ci sono telecamere e controlli, ma molto dipende dal comportamento dei cittadini più che dalle sanzioni. Tornando ai disagi per la distribuzione dei contenitori, preso atto che il sindaco attraverso di noi si è esposto personalmente, ora il nostro compito sarà quello di tenere accese le telecamere sulla vicenda, pronti a intervenire se si verificheranno altri disagi.